Buona giornata, bentrovati, eccoci all'appuntamento del lunedì con una nuova settimana da iniziare, con tante notizie, l'ambito è quello sportivo naturalmente, sulla nostra web tv www.venetoglobe.com che fa produzione e trovate tutte le nostre produzioni appunto sul nostro sito in modalità on demand. Siamo in onda ogni sera alle 19:40 circa e poi in replica nella nottata su Caffè TV 24, il canale che si vede sul 95 per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia, su altri canali, poi una di queste settimane lo ricorderemo, per quanto riguarda tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche compreso. Andiamo a vedere, ci eravamo lasciati venerdì dicendoci che ci saremmo ritrovati lunedì a raccontarvi un weekend ricco, sostanzioso di notizie, sperando belle, no? Allora, ce ne sono state di belle e di brutte a livello sportivo, ma ce n'è una molto brutta che non avremmo voluto ricordare in apertura, però riguarda lo sport, riguarda un ragazzo trevigiano di Morgano, precisamente Manuel Bortuzzo, episodio di cronaca nera a Roma per un trevigiano, promessa del nuoto. La promessa azzurra, appunto Manuel Bortuzzo, è stato vittima di un agguato, 3 colpi di pistola che lo hanno raggiunto, gli è stata rimossa una pallottola da una vertebra, rischio di paralisi. Probabilmente si tratterebbe di uno scambio di persona. Dopo questa tristissima notizia parliamo di Serie A, parliamo di sport che cancella un po' tutto, la Serie A Empoli-Chievo 2-2 per quanto riguarda la Veneta, Napoli-Sampdoria 3-0, Juventus-Parma 3-3 con questo pareggio del Parma proprio all'ultimo istante che ha fatto parlare sui social moltissimo e naturalmente su tutte le altre testate italiane di questa battuta mezzo vuoto ancora della Juventus di Allegri. Poi chi va male invece l'Inter, perché Spalletti rischia tantissimo, in serata ci saranno dei provvedimenti, forse già nel primo pomeriggio, insomma la sconfitta in casa contro Bologna di Mihajlovic ha complicato ulteriormente la storia nerazzurra di Spalletti. Roma-Milan nella serata è terminata 1-1. Andiamo in Serie B dove per le Venete Carpi-Verona 1-1, Cosenza batte Cittadella 2-0, Padova-Salernitana 0-0 e in serata ieri sera netta la sconfitta della formazione di Walter Zenga, ovvero il Venezia, che ha perduto per 3-0 a Benevento. Brutta sconfitta della formazione di Zenga. In Serie C, nel girone B, che è quello che ci interessa da vicino, Pordenone che torna alla vittoria contro l'Imolese per 2-0, Virtus Verona che perde in casa dalla Triestina per 4-3 e l'Anerossi Vicenza che va a vincere Corsara in trasferta a Pesaro contro la Vis Pesaro per 2-1. Andiamo alla Serie D, girone C, 22esima giornata, qui alcune partite si sono giocate regolarmente, c'era la neve che ha fatto rinviare Belluno Chions al 13 febbraio e Trento Delta Rovigo sempre al 13 febbraio, mentre il Montebelluna ha perduto in casa contro il Levico Terme per 2-1. Ha perso anche però la capolista Adriese a Tamai contro il Tamai, facendosi raggiungere in testa la classifica dall'Arzichiampo con 42 punti. Eccellenza, girone B, 22esima giornata, belli risultati con Istrana che batte Mestre 2-0, Lia Piave batte Martellago 4-1, Luparense Giorgione 3-0, lotta tra queste due formazioni che rimane viva, tutte e due in testa alla classifica ancora, cioè Lia Piave e Luparense. Nervesa batte Tombolo 1-0, Porto Mansuè che perde in casa dal Calvinoale, sorpresissima 3-2 per la formazione di Vianello, a Treviso Eclisse Careni Pivigina batte Treviso 3-1, sempre più nel disastro la formazione del Treviso, e Union Pro Liventina 2-2, mentre non si è giocata nel bellunese San Giorgio Sedico Union QDP rinviata per neve. Promozione, girone D, quinta giornata, qui diamo un'occhiata soltanto al Portogruaro, le squadre di testa. Portogruaro che vince un po' a fatica a Conegliano di Moscon per 2-1 e il Prodeco Montello che non molla, 3-1 vince a Concordia Sagittaria contro la Iulia. Domani daremo il quadro completo. E adesso parliamo di basket perché ha giocato nuovamente in casa
La TVB De Longhi di coach Menetti al Palaverde ha affrontato 100, terzultima del girone, e con una prestazione definita spaziale dalla stampa locale quest'oggi ha vinto per 92-49. Andiamo al Palaverde e sentiamo coach Menetti ai nostri microfoni. Sì, direi che anche oggi era una partita dove all'inizio abbiamo fatto un po' fatica, anche per meriti di 100, a dire la verità, perché ci ha un po' sempre sfidato in casa nostra a livello offensivo, però in quei momenti abbiamo tenuto bene in difesa, a parte un paio di ingenuità, soprattutto sui loro tiratori, quindi da un lato avevamo fatto fatica a prendere il ritmo, però c'era una buona concentrazione difensiva. Dopo siamo stati bravi ad aggredire subito il terzo quarto e dopo, a parte un paio di leggerezze, ecco, la squadra ha dimostrato mentalità, anche perché quello è il miglior modo per rispettare gli avversari, almeno io credo che sia così, perché spesso in partite del genere dopo si vedono delle cose che è proprio il peggior modo anche per trattare un avversario nel momento in cui il divario è molto largo. 100 è evidente che sono anche in un momento difficile e anche un po' di emergenza fisica, perché questo è quello che si è visto col fatto che hanno perso tante energie, però noi oggi per tanti minuti anche abbiamo fatto cose buone per tutta la partita, i ragazzi giovani sono entrati e hanno fatto cose consistenti, solide, e non sono entrati pensando al tempo della spazzatura, quindi sono due partite una messa all'altra che aiutano, sembrano partite scontate, ma i ragazzi hanno provato a fare quello che abbiamo detto, il fatto della concentrazione. Non c'è poi partita facile o difficile, la concentrazione si perde, le ingenuità si fanno al di là degli avversari, quindi al di là del punteggio abbiamo dato una buona proprio dimostrazione di quello, rispettando tutti, soprattutto anche la gente che ci viene a vedere, che credo che abbiamo fatto due partite e si sia anche un po' divertita. Era coach Menetti alla fine della gara, questo 92-49 contro 100, terzultima della classe. E allora ritorneremo già da domani sul nuovo obiettivo appunto di TVB. Andiamo alle altre squadre che seguiamo da vicino, come Ponzano per quanto riguarda la Serie A2 femminile. Alla Palacicogna contro Bolzano purtroppo sono spariti i sorrisi che vedete qui, perché è arrivata un'altra sconfitta, ha perso per 62-42 la formazione di Campagnola. Adesso veramente non si può più scherzare. L'altra formazione invece che ci sta dando un sacco di soddisfazioni è la Serie B, ovvero la Ruker Sanve a Faenza contro un'altra delle corazzate di questo campionato. Ha vinto facendo un autentico colpaccio, vincendo 74-62, e prima vittoria contro Faenza nella storia appunto della società trevigiana. Ottima la gara tra l'altro dell'ex giocatore di Faenza Perin, che ha avuto la gioia anche di scoprire, quando è arrivato al Palaverde, ma è arrivato al Palazzetto dello Sport di Faenza, di trovare uno striscione inneggiante proprio tutto per lui al palazzetto. Complimenti, quindi segno che non l'hanno dimenticato, un gran bel giocatore. E adesso passiamo alla delusione della domenica. Oltre al rugby, ma quello nazionale, c'è la delusione anche dell'Imoco Volley Conegliano, che è stata sconfitta per 3-2 in finale di Coppa Italia ieri sera a Verona da Novara, che ha vinto per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia. Sentiamo subito Santarelli, il tecnico dell'Imoco Volley Conegliano, sconfitto a caldo sul parquet di Verona. Le riprese e le immagini non sono bellissime, però insomma ascoltiamo alcuni stralci. Troppo, ma forse potevamo fare qualcosa in più, forse la difesa poteva fare qualcosa in più, ma non era facile. Oggi Paola Igonio è stata utilizzata in tante situazioni molto difficili per loro e loro non sono usciti alla grande. Devo dire che hanno azzeccato anche i cambi dalla panchina nel momento in cui le cose non andavano più. Ovviamente nel momento in cui le cose non vanno poi si provano le cose, sono stati bravi e fortunati ad azzeccare i cambi giusti e ce la siamo giocata. Peccato perché sul 13-12 abbiamo avuto anche la palla per il pareggio del 13 pari, quindi se ci pensate i dettagli sono veramente minimi. Poi da lì 2 disattenzioni e due punti loro. Il cambio
Non sono proprio belle queste immagini, ma probabilmente, insomma, chiediamo scusa ai nostri telespettatori, ma probabilmente anche coloro che riprendevano erano un pochino contrariati dalla sconfitta avvenuta sul parquet di Verona. Come abbiamo sentito poi le dichiarazioni di Anna Danesi, per esempio, dice nel quarto set dovevamo chiuderla questa partita, vincevamo per 2-1, non ci sono storie, devi portarla a casa sul 3-1. Così non è stato, Novara ha giocato decisamente meglio, ha portato la partita al tie break e allora facciamo un riassunto di quello che è successo in queste 2 giornate veronesi con il servizio della Lega femminile. L'Igor Gorgonzola Novara conquista l'edizione 2018-19 della Samsung Galaxy A Coppa Italia 1 battendo 3-2 l'Imoco Volley Conegliano in un AGSM Forum di Verona gremito in ogni ordine di posto e grado. Novara soffre e gioca con il cuore, ribalta lo svantaggio proprio nel momento migliore di Conegliano quando nel quarto set coach Barbolini ha inserito in cabina di regia Letizia Camera al posto di Loren Carlini. Il match gira per Novara con Egonu e Barsh che fanno la differenza e Francesca Piccinini che dà equilibrio alla seconda linea. Conegliano esce di scena nel momento migliore con Silla e Illa fermate dal muro di Novara, così dopo 4 set di equilibrio è il tie break ad incoronare l'Igor Gorgonzola Novara quando Egonu piazza l'attacco vincente del 15-12. A premiare le campionesse Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, insieme a Mauro Fabris, presidente di Lega Pallavolo Serie A femminile, e Pietro Bruno Cattaneo, presidente della Federvolley. Novara alza la sua terza Coppa Italia di Serie A1, Barbolini la sua ottava e Sansonna la quinta. Chapeau. Ecco, rimane l'amarezza insomma per i trevigiani, per i quasi 500 tifosi che avevano seguito a Verona l'Imoco Volley Conegliano, l'amarezza di questa sconfitta. Tra l'altro MVP, miglior giocatrice della serata, è stata nominata Letizia Camera, la seconda palleggiatrice di Igor Gorgonzola Novara, che ha ribaltato la partita nel vero senso della parola. Tra l'altro Letizia Camera, ex Pantera. Bene, cancelliamo la Coppa Italia, purtroppo, negativamente, e dedichiamoci al campionato e alla Champions. Sì, alla Champions, perché ritorna tra l'altro il 6 di febbraio in casa al Palaverde, quindi appuntamento subito da trovare con testa su questa competizione importante. Continuiamo a parlare di volley perché il Team Spes sabato sera ha vinto 3-1 contro Vigonza, terza in classifica della Serie D. Noi eravamo in streaming su YouTube e sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, abbiamo seguito la partita, abbiamo portato anche decisamente bene, bella la vittoria del 3-1 su Vigonza, e allora andiamo a sentire Mauro Viel, il tecnico coneglianese. Allora, siamo con Mauro Viel, è uscito un 3-1, sei soddisfatto per il risultato? Sì. Per il risultato sì, non abbiamo espresso un gioco buono come ci aspettiamo e come vediamo durante gli allenamenti, ma forse questo è merito anche della squadra avversaria perché ci ha messo nelle condizioni di ricevere e di difendere soprattutto un po' malamente, e quindi la nostra fase di attacco era un po' contratta rispetto al solito, forse anche per la paura di sbagliare e forse perché sentivano l'importanza della gara trovandosi praticamente con una diretta rivale per il passaggio. Ho detto infatti al tecnico di Vigonza, identico trend in tutti e 4 i set, prima avanti loro, poi la rimonta vostra, un diesel dicevo. Sì, esattamente, siamo sempre partiti con un gap negativo da recuperare, piano piano palla su palla abbiamo sfruttato un po' qualche loro errore e qualche magari scelta azzeccata nostra su qualche cambio in battuta e soprattutto magari su qualche attacco positivo dovuto magari a una mancanza loro difensiva. Abbiamo sfruttato queste piccole indecisioni avversarie che ci hanno solo giovato, però non sono contento effettivamente di questo. Sottolineato in telecronaca che la palleggiatrice ha dovuto correre parecchio e lavorare troppo forse con i bugger, ma quando la ricezione è così. Esattamente, difatti era una nostra problematica per questa gara qui, facciamo fatica a trovarci con una palla attaccabile buona e difatti a un certo punto gli ho consigliato
cercato di pensare di alzarla una palla un po' più vicina a rete da cercare di sfruttare in modo un po' di più mano fuori, ma sai, dirlo è facile, giocarlo e praticarlo è un altro. Insomma. Mauro, campionato? Campionato ce la stiamo giocando appunto con 5 squadre dello stesso livello nostro, siamo 5 squadre racchiuse, adesso non più, però eravamo su 3 punti sostanzialmente. Cerchiamo di fare del nostro meglio perché l'obiettivo la società lo vuole e anche noi certamente dopo l'anno scorso che abbiamo rosicato un pochettino, vediamo di mettercela tutta, insomma, la volontà c'è. Crepi, grazie. E allora forza Conegliano per questa promozione da prendere e passare in Serie C. Allora chiudiamo con l'altra nota negativa, cioè il rugby, il 6 Nazioni è iniziato alla grandissima per le altre nazioni, noi invece abbiamo iniziato con una sconfitta ed è la 18ª sconfitta messa in fila, è troppo pesante questo bilancio. Ad Edimburgo gli azzurri hanno perso 33-20, ora l'Italia è attesa dall'incontro casalingo contro il Galles il 9 di febbraio. Abbiamo concluso anche per quest'oggi la nostra edizione di questo nostro spazio dedicato allo sport, Veneto Globe Sport. L'appuntamento è per domani, solita ora, soliti canali e naturalmente www.venetoglobe.com. Buona giornata a tutti.